Buonasera a tutti ragazzi, un'ondata di freddo proveniente dall'Artico ha provocato davvero bufere di neve e temperature molto basse. Questo non in Italia, giustamente ragazzi, meglio metterlo in chiaro, quindi questa perturbazione è avvenuta in Islanda. La capitale Reykjavik, situata nella parte occidentale dell'isola, ha visto il termometro scendere di molto al di sotto dello zero. In effetti l'ondata di freddo è cominciata, ragazzi, il 24 ottobre, quando la temperatura, ragazzi, ciao Astro, è scesa proprio di brutto, è scesa subito, stavano intorno ai 15-16 gradi, è scesa a meno 1. Quindi poi man mano, ragazzi, è scesa a 4, a 5, quindi ha fatto proprio un'ondata di freddo addirittura che mancava nella capitale, ragazzi. Ciao Vittorio, ciao Jasmine. Mancava questa portata, diciamo così, diciamo di freddo dal 1986. Ciao, you are my life. Quindi dall'86 non accadeva una cosa così, perlomeno nella capitale dell'Islanda. Quindi di solito, diciamo, a Reykjavik, un po' particolare sto nome. Ciao Christian, ciao, buona serata. Le temperature di ottobre variano da, diciamo, normalmente da 7-8 gradi a 20 gradi, quindi immaginate che, diciamo, è arrivato a meno 5, a meno 6, quindi nella terza decade del mese è successo solo nell'86, quindi è un po' particolare rispetto a tutti gli altri anni, quindi è arrivato con anticipo, quindi a parte che ragazzi in Islanda fa sempre freddo, ma ci sta, però addirittura a nord della città sono caduti ben 34 centimetri di neve fresca, quindi hanno preso di mi fa piacere Astro, un po' per te, quindi mandaci due alieni da questa parte a me e a Marco che vuoi, mi raccomando, eh. No, 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 io mi fa molto piacere, però mandaci due alieni da queste parti così facciamo due video, quindi mandaci qualche scatola, qualche cosa, ci fai una confezione, accettiamo tutto noi, quindi puoi mandarci qualche bella confezione dall'area 51. No, no, allora Astro, meglio ibernati, così stanno tranquilli, meglio ibernati perché sono pericolosi. Poi dipende, se sono pacifici li puoi pure mandare così, se sono pacifici che ci possiamo giocare pure, poi li puoi mandare pure, li puoi mandare pure così. Quindi ragazzi, diciamo che questa tormenta di neve ha sorpreso tutti gli automobilisti e tante strade, ragazzi, sono state chiuse perché per la violenza addirittura della neve. Pensate un poco, Covid non sta facendo proprio, qua siamo ancora a mare e lì sta facendo addirittura violenza della tempesta di neve. Wow. Chissà, a Salerno, ragazzi, questa cosa non la vedrò mai, quindi mi sono messo già l'anima in pace che questa cosa qui a Salerno io non la vedrò mai. L'ho vista uguale a questa fotografia, ma non qua a Salerno, quindi questo l'ho visto in Norvegia, in Finlandia, al nord Italia, ma qui questa immagine che ho preso da Pixabay non la vedrò mai, perlomeno a Salerno, quindi questo è un... Se succede una cosa di questa a Salerno è un miracolo, come dico io, quindi impossibile che avvenga qui a Salerno vicino al mare, quindi statisticamente non l'ho non l'ho mai visto, quindi se l'ho visto non era qui, quindi non mi immagino che possa succedere. Quindi anche in Scandinavia crollano le temperature addirittura a 24 gradi sotto lo zero, quindi diciamo che un po' dappertutto ragazzi sta incominciando a fare un po' sul serio, anche se ricordiamo ragazzi che qua stiamo a fine ottobre, quindi inizio novembre e mi pare che qua siamo ancora qui, ancora la gente va a mare, quindi
in questi giorni sono sceso a Salerno, cioè ieri, e molte persone facevano il bagno, ragazzi, quindi io non dico che le spiagge sono affollate, per l'amor di Dio, ma ci sta la gente a mare, quindi non vi dirò che ci stanno le spiagge piene piene, però ci sta quel giusto che quelle persone, sapete che chi sta in pensione, chi sta in ferie, chi va a scuola, e chi va all'università, e quindi sta molte persone ancora sulle spiagge, diciamo, di Salerno, quindi non vi dico che stanno affollati. Sì, mi raccomando, Astra, però quando arriva alla, diciamo, all'area 51, manda due link buoni, due notizie buone che posso fare un video buono. Quindi mi raccomando, informazioni top secret, come dico io. Così uno può fare. Ma hai visto Astro, quella lì che mi ha mandato Marco Kenway oggi? Stamattina Marco mi ha mandato un video che ha trovato su YouTube. Che io poi non è che io solamente lo diciamo ho detto cosa ne pensavo io, perché questo qui in effetti mi ha detto, questo video su YouTube spiegava che forse erano due pianeti che stavano vicino al Sole, e ti giuro che quando ho visto il video ho visto, diciamo, proprio due palle rotonde, ma sferiche proprio, una grande grande e una più piccola. Loro stavano su un aereo e stavano filmando il Sole. E si è visto proprio chiaro chiaro due ombre, ma grandi, ombre. Erano, qualcuno ha detto sono pianeti, ma ho detto guardate ragazzi, i pianeti non è che si muovono. Buono, buono Astro, i pianeti non si spostano, quindi quando loro hanno fatto la ripresa ci stavano questi, diciamo, due pianeti, ma per me, per Marco Kenway, che io ho detto io, sono secondo me navi madri, cioè molto grandi. Allora la prima sfera, quella lì grande, era più grande della Terra, quindi partiamo da questo, diciamo, presupposto che la prima sfera era molto più grande della Terra, quindi capite che voglio dire? La seconda era più piccolina, quindi non mi possono dire sono due pianeti, perché secondo me è impossibile, ragazzi, cioè due pianeti. Cioè si è vista che non era un difetto della, lo sa, della telecamera, perché io ho detto, ma Marco, ma secondo te. Sì, lo so, Jasmine non parli italiano proprio buono buono, eh. Quindi ti deve un po' accontentare, non ci riesco a parlare perfetto. Io ogni tanto ci scappa la parola, è più forte di me, quindi mantenere l'equilibrio italiano a me è un po' difficile. Quindi diciamo che ci stavano queste due sfere, diciamo così, la prima era proprio grossa, mentre la seconda era più piccolina. Ciao Maria, buonasera. Ciao Sabrina. Allora abbiamo visto questo video, penso che l'hanno visto pure gli altri, ma non possono essere pianeti come ho detto io, anche perché i pianeti non si muovono, perché poi dopo le riprese pure io sono andato a vedere il sole tutto, ma non ci stavano più, quindi non possono essere pianeti, perché i pianeti non è che si spostano da un momento all'altro, cioè oggi vedi il pianeta, poi stamattina mi sono affacciato qui e non vedo nulla, quindi non può essere, quindi se ci sono ci sono, se non ci sono è segno che queste cose che stavano lì vicino al Sole non erano pianeti ma bensì UFO molto grandi, perché non erano piccolini. Se vai a vedere sotto il video precedente che io ho fatto, Astro, che tu sei, diciamo, l'esperto in materia, io ho fatto il video, allora eccolo qui, come si chiama il titolo? Clamorosi, registrati due UFO giganteschi vicino al Sole. Secondo me sono navi madri. Sotto, non aprire, puoi anche fare a meno, c'è sta il link di quelli, diciamo, youtubers come me, che ha fatto questo video. Vallo a guardare, è una cosa proprio pazzesca. Cioè, per me non sono pianeti, per me sono proprio navi madri grandissime. La prima è più grande della Terra, sicuro. La seconda è più piccolina, forse sarà un po' meno della Terra, però stiamo lì. Quindi pianeti non so, perché poi non ci stanno più. Quindi una cosa davvero insolita, questo diciamo è quello di tu ti occupi, diciamo, di queste cose qui, diciamo.
Quindi come me, come Marco, cerchiamo sempre di acchiappare sti extraterrestri, ste cose strane. E puntualmente non ci riusciamo, anche se abbiamo fatto dei filmati, delle foto un po' particolari che non sono... ma Jasmine, ma tu la... Ciao, Vagadela, tu l'hai visto il video quello lì, sotto lì? E che non possono essere pianeti, i pianeti non sono cose che si muovono, ragazzi, cioè non è che il pianeta sta lì, due pianeti poi, uno grande, uno più piccolo, poi vai a vedere non ci sono più, cioè non è che scompaiono nel nulla, a meno che non sono oggetti volanti non identificati. Allora, se sono oggetti che si possono muovere, allora ciao Danny, grazie. Allora è come dicono loro, allora c'è questo youtuber sta scritto due pianeti vicino. Sì, sì, fai bene. Così, ma se porti, se veniamo noi, Astro, ci portiamo gli alieni congelati col barattolo già e scappiamo noi dalla NASA direttamente. Dall'area 51 ci vedono uscire quei barattoli di vetro con gli alieni dentro a noi, minimo. Qualche reperto fossile, qualcosa la dobbiamo portare, come si dice, come diciamo noi a sud, no? Noi quando andiamo a mangiare, qualche cosa ce la dobbiamo portare a casa per ricordi, capì? Di solito è sempre così, ogni volta che andiamo al ristorante mi ricordo vicino al cameriere, ma una ceneriera non ci sta questa qua, quella là del ristorante per ricordo. E quindi ogni volta che noi andiamo a qualche parte, di solito quelli del sud dicono, ma non ricordo, non ci tocca per mangiare spese tanta soldi. Quindi diciamo che vogliamo il ricordino, ricordatemi una ceneriera, sa, queste cose particolari che possono trovarsi nei ristoranti. Quindi anche lì che fa? Veniamo, non ci portiamo qualche cosa a casa. È un reperto, un regalino lo vuoi portare? Eh sì, come prima che cioè, un regalino ce lo dobbiamo portare. Che ne so, un alieno sotto spirito, che ne so, un alieno vivo, che ne so, poi lo facciamo mangiare qua a casa, che ne so, due spaghetti con la pomarola e lo siedi e mangi. Quindi se invece è erbivoro, qua ci stanno un sacco di terre pure intorno, quindi ha voglia di mangiare erba. Poi se è cannibale ci lo mangiamo noi. Quindi, quindi poi dipende da che... Invece se va solo, e questo è un po' problematico, quindi... Se va energia, vabbè, si può attaccare direttamente nella corrente. Poi dipende, raga, io non so che si mangiano. Qualche uno mi ha fatto una domanda su YouTube, dice, Giuseppe, ma secondo te gli alieni cosa mangi? Un battito di presa, eppure tiene da sonno. Quindi non lo so che si mangiano, ragazzi. Qualcuno me l'ha fatta sta domanda, ma io sinceramente non lo so. Quindi, male che va, lo carichiamo vicino alla corrente se vanno energie, che ne so. Mettiamo, dico, metti le dita qua dentro, non ti preoccupare. Quindi non lo so, quindi è meglio se ce lo portiamo congelato sotto vetro, sotto spirito, così non dà fastidio. Facciamo una diretta, Astro, ha voglia di spopolare poi, va? Energie, sì, che ne so, se quello va a energie lo attacchiamo vicino alla corrente, che devo fare? Metto una prolunga, dico mettila in bocca e succhia la corrente, che ti devo dire? Però lo faccio succhiare vicino al palo della corrente, così quello è del comune, così non consuma la mia corrente, se no quello mi manda in rovina a me poi. Quindi è meglio se andiamo giù e dico, qua voglia di mangiare, dico, mettiti vicino al lampione, questo è il comunale, e ti metti lì e ti bevi tutta l'energia che vuoi. Eh sì, Jasmine, quando si mette in casa, capite quanta corrente consuma quello? Se mangi normale, allora possiamo fare un mezzo chilo di pasta in più, non ci sta problema. Però se va a energie è un guai, ragazzi. Che fa l'attacco vicino alla corrente a casa? E no, va di strade dove stanno i lampioni che sono comunali e dica voglio mangia. Male che va il comune in diretta, non io. Facciamoci due risate che è meglio. Quindi Astro mi raccomando, quando vai lì non dimenticarti di me e Marco. Quindi manda alieni, che ne so, qualche navicella spaziale, noi accettiamo tutto. Grazie Sabrina.
Quindi noi accettiamo tutto, manda qualche reperto fossile, che ne so, una testa di un alieno, un braccio, un dente, qualche cosa vuoi. Accettiamo tutto, quindi tipo sì, lo attacco vicino a palla della luce, dico, sta nei fili sotto, stacca e mangia. Secondo me Salerno va in blackout. Secondo me mandiamo Salerno in blackout. Dice, manca la corrente a Salerno. No, sai perché dico io? Questi qua vanno sempre gli UFO come ho detto io, ragazzi, no? Ogni volta sti UFO, ste navi madre che vediamo, che abbiamo visto, che gli altri vedono pure, stanno sempre vicino al Sole. Quindi a volte penso, oh, il Sole è uno Stargate e quindi questo è un passaggio, diciamo, da un mondo all'altro e ci potrebbe pure stare. Oppure stanno vicino al Sole perché si alimentano con questa, diciamo, con questo plasma solare, che ne so. Allora perciò io dico questi vanno a energia, dico energia per modo di dire, vanno a energia solare. E se no, se va a energia solare si mette sul balcone e si mette a pigliare il sole, che vi devo dire? Eh no, se va a energia solare, dico mettiti sul giardino e prenditi il sole, quello. Quindi se va a energia corrente lo metti vicino al palo. Vedi? E poi se mangia la pasta, si mangia la pasta, quello. Tanto. Facciamo diventare sicuramente anche a lui meridionale, pasta con la pommarolo, spaghetti con la pommarolo, spaghetti e vongole, un bel bicchiere di vino da Janica e si va qua pure l'extraterrestre. La sera una pizza e abbiamo apparato l'alieno là. Noi ci perdiamo subito di coraggio, no? Quindi ragazzi vi auguro una buona giornata, un proseguimento, ci sentiamo dopo tanto e presto, quindi sono ancora alle 6 meno un quarto, qua già è notte, mi pare già che con questo cambio di orario, guarda, è proprio una cosa spettacolare, proprio, mi pare di stare proprio in mi pare che sto in Finlandia, ti giuro, in Finlandia se andate nel periodo invernale è sempre notte, e qua così mi pare, mo sto in Finlandia qua. Ma ad esempio adesso in Finlandia, ragazzi, vedete com'è ora fuori? È così fino a maggio, quindi è un incubo stare lì. Invece quando vado io, sì, grazie, Astro. Tu stai ancora col sole, qua già stiamo pieno inverno qua. In Finlandia, ragazzi, il tempo è sempre come lo vedete adesso, sempre scuro, opaco, sempre mezzanotte, come dico io. Perché mi è capitato di stare solo un mese in inverno. È un incubo, ti svegli la mattina e c'è sta l'oscurità. A mezzogiorno c'è l'oscurità, la sera ci sta l'oscurità. E io quando sono uscito da lì sono proprio uscito proprio scemo da quindi quando quel mese mi ha distrutto proprio. Quando invece mi tocca fare da maggio fino a ottobre, diventa ancora peggiore la situazione io. È sempre giorno. Quindi là perdi la concezione del tempo proprio. In effetti qua, le case finlandesi sono tutte quante con giardino, barbecue, quindi alle 8:30 quando stavamo già a casa, dopo aver alle 20:30 la sera, e a vedere i vampiri, dice no. Fortunatamente Jasmine non l'ho visto, quindi perlomeno credo che non ci stiano là. Al finale le case fanno paura perché mi è capitata una casa che l'ho sempre detto pure qua su YouTube, che mi pareva la casa, il film di paura della casa, è una casa proprio pazzesca. Io ho fatto la fotografia e ho detto, ma e ho detto che cose non stanno buone, mi fa paura a me sta casa. E ho detto, che ti ricordo sta casa ho fatta? Facetto mamma, ma mi pare a casa un film. Allora, visto che era giù, l'ho detto in napoletano, ragazzi, perché così è stata la storia con mia mamma. Ho fatto la fotografia che mi ha mandato. Mi ricordo il film che hanno fatto nel 90 La Casa. Vi ricordate il film di paura, quello dei demoni che aprono quel libro e fanno quell'incantesimo? Uguale, ragazzi, proprio tale e quale. Sì, l'ho detto, vedi, l'ho detto già, quindi la Finlandia di questo un bel ricordo. Proprio una cosa pazzesca. Mi dispiace che non ho più le foto della Romania quando siamo andati in Transilvania perché le ho cancellate. Quando c'è stato il casino su Facebook le hanno tutte cancellate, non le avevo salvate in un'altra tipo pennetta perché sono stato anche, diciamo, in
in Romania, quindi siamo stati in Transilvania, la famosa città di Dracula, diciamo, però non ho nessuna foto di quelle là perché le ho perse, non le ho perse, Facebook le ha perse e quindi non le ho trovate più perché non le avevo salvate su un disco rigido o altro. Quindi c'ho quelle della Germania, della Finlandia, dell'Austria, della Francia, ma quella della Romania no. Quello lì era proprio tenebroso, la città, la faceva proprio paura. Meno male che siamo stati solo 15 giorni e siamo andati via. Perché ho detto qua le cose si mettono male qua. Mi pare è una città proprio. Avete quei film di paura, la nebbiolina, quelle cose là. Ha detto mi pare che stiamo a Milano a nord, ho detto qua. Ho detto è meglio che andiamo, non sono abituato a vedere queste cose qua. Già quando vado a nord mi prende l'ansia con questi, diciamo, tipo questa nebbiolina mattutina, sta cosa, poi la nebbia verso le 10-11 di sera, che non si vede da un metro a un altro, non si vede nulla, già mi mette in ansia a me, quindi io la prima volta che sono stato a Torino e ho trovato questa famosa nebbia che non sapevo neanche che cos'era, ho detto e che gli è sta cosa, mo ho detto, allora questa è la nebbia forse. Poi ho domandato a qualcuno che stava fermo davanti all'altro lato del marciapiede, che stavano in coda perché non si riusciva a vedere, ho detto scusatemi capo, ma questa cosa, che cos'è? Ma lei di dov'è? E ha detto io sono della Campania. Questa è la nebbia, giovanotto. Ah, ma ho capito, ho fatto. Ho detto scusatemi, ma io non l'ho mai vista, quindi è la prima volta, quindi non so che cos'è. Per me mi pare, come ho detto io, come ci disse a quello, che è umidità. No, io dissi a questo signore che stava fermo, che stava in coda per... Ci ho detto, usi, ma che gli è umidità questo? Che gli è? Quello disse come? Ho detto che cos'è questa? È umidità? Poi lo disse in italiano. Ho detto, no, questa è la nebbia, giovanotto, ma lei di dov'è? Ho detto, sono della Campania, ti giuro, già almeno. E così gli disse, come gli devo vedere? Poi sai che mi scappa a me di parlare napoletano, mi dimentico, capì? Abituato a parlare sempre napoletano. Quando stavo là, pure io, quando qualcosa devo prendere informazioni, lo dico in napoletano, quindi quelli mi guardano e dicono, ma questo che vuole? Io mi dimentico, quindi mi viene spontaneo, è più forte di me, perciò nel video, facci caso, in tutti i miei video al finale scappa sempre il napoletano, per quando io voglio parlare, diciamo, italiano, ragazzi, per me è proprio una tortura quasi, non ci riesco proprio, quindi però non posso farlo un video in napoletano perché sennò incominciano subito i primi commenti, di dove sei? Ma come possiamo capirti? Quindi ci sta un sacco di gente davvero che non lo sa proprio, ma, no, ma figurati, l'italiano è quello lì che si deve parlare, però hanno proprio difficoltà a capire il napoletano vero e proprio. Quindi anche se dico che gli altri dialetti stanno peggio di me, io ad esempio i dialetti che più mi mandano in confusione sono i pugliesi, i siciliani no, poi i sardi, pure l'amico mio è sardo, quando parla il dialetto con la mamma che si sente al telefono, dico questo sarà arabo, questo non è italiano. Quindi i pugliesi la stessa cosa, come pure diciamo che cos'è il Veneto. Sì, il siciliano lo capisco perché ho la zia lì a Caltanissetta, quindi lo capisco il dialetto di lì. Ma il veneto, il pugliese e il sardo, ragazzi, per me quando parlano, il veneto specialmente c'è una cadenza di... non lo so, parla proprio strano. Il sardo, vabbè, il sardo e pugliese io è come ci mettere i sottotitoli in arabo. Però il veneto capisci qualche parola e poi dopo vai in confusione che è detto. Invece il napoletano, quando io dico vabbè va tutto buono, tu capisci che significa va tutto bene, cioè te ne vai per una regola, te ne vai. Io se dico va bene tutto, ma vabbè ma va tutto buono, cioè uno capisce che cos'è. Oppure oggi è una giornata bella, oggi è una giornata buona, cioè si capisce cosa ho voluto dire. Ma quando lo dicono in pugliese, in sardo e in veneto è proprio arabo. Ci vuole il traduttore là. È vero che il napoletano non è conosciuto da tante persone, però è anche quello che te ne puoi andare con una regola. Invece il sardo, il pugliese stretto, il veneto
e anche diciamo il piemontese, perché il piemontese in effetti il dialetto piemontese poca gente, io sono stato 5 anni, l'ho sentito solo una volta, erano due vecchietti, proprio vecchietti vecchietti, eppure lì è stata una cosa araba, però a Torino oramai sono tutti gente del sud, quindi non si trovano persone che parlano dialetto piemontese, cioè vero piemontese, sono pochissimi. Quindi diciamo che l'unico dialetto forse è quello là che si capisce, è solo quello mio, perché a parte che non è né napoletano è diciamo un misto in effetti Salerno-Napoli, quindi abbiamo la pronuncia un po' più stretta del napoletano. Il napoletano ha la cosa più larga mentre noi più stretta. Ad esempio noi diciamo un caffè e là dicono un caffè, cioè è più lunga la consonante, la vocale finale, quindi hanno una pronuncia più larga, invece noi la facciamo un caffè, lo facciamo più. Sì, il Piemonte sono tutti. Allora io ho girato tutto il Piemonte, ho trovato allora pugliesi, calabresi, siciliani, campani, ma tranne che ho fatto proprio la statistica in 5 anni. Avrei incontrato se no il 5% piemontese, poi tutti il 90, 98, 95% erano tutti del sud, quindi Calabria, Sicilia, Puglia, non era nessuno originario piemontese, voglio dire io, quindi perlomeno a Torino, ragazzi, Torino sarebbe il sud a finale. Quindi a Torino specialmente Porta Palazzo, Piazza Castello, puoi fermarti a chi vuoi, alla fine ti diranno sempre la stessa storia. Io sono della Puglia, mamma, oppure se è nato in Piemonte, la mamma è pugliese, il padre è siciliano. Quindi a finale, se lui è nato in Piemonte, può stare sicuro che tutta la famiglia, la mamma e il padre, sono meridionali. Quindi sono sempre tutti figli del meridione a finale. Quindi dico, ma tu sei nata? Sì, sì, sono nata qui a Torino, però mamma è calabrese e papà è pugliese. Quindi finisce sempre così la parola finale a finale. Quindi nel finale, nel vero senso della parola, ragazzi, a Torino, perlomeno io parlo di Torino perché ci sono vissuto, sono tutti ragazzi meridionali al 95%, solo il 5% sarà ancora discendenza, diciamo, piemontese. Sì, sì, al finale se vai, io in effetti tanti anni fa volevo andare in America, in effetti potevo andare a New York perché ho amici e dicono vieni qua, vieni a lavorare, Giuseppe, io so che tu sei bravo in cucina, sei bravo e non sono voluto andare, hai sempre la testa dura perché lì potevo guadagnare una bella barca di soldi, però andare fuori così definitivamente a New York non mi attraeva un po' la cosa, quindi ci stanno ancora i compagni di Salerno che stanno lì, stanno a Little Italy, è proprio un quartiere tutto italiano, dicono. Poi loro hanno il ristorante proprio vicino dove sta la statua quella di Rocky. Vedi il Veneto, in effetti, diciamo, se Gabriella parlerebbe veneta, veneta sarebbe quasi arabo, quindi il veneto è una lingua, diciamo, stavamo parlando in effetti in Islanda che c'è stato un crollo delle temperature e ci sta una bufera di neve in corso, sono passati dai più 20 ai meno 7 ai meno 8 in pochi giorni, quindi dalla sera alla mattina c'è stato un casino. No, quella sono amici che stanno a New York e hanno aperto un ristorante e pizzeria italiano, quindi cercavano operai italiani e quindi non sono voluto andare. Sono amici che sono cresciuto, quindi conoscevano me, dice Giuseppe, dai, vienetene qua, ti offriamo la casa, 4.000 dollari al mese, mi dissero all'epoca, e stai tranquillo, quindi ti fai le tue 8-10 ore e te ne vai a casa una giornata di festa alla settimana e tutto. E io non sono voluto andare perché già stare così lontano mi viene l'ansia, quindi
fuori in Italia, vabbè, ci vado, sono andato pure fuori Italia, però lì era definitivo, non è che avevano detto per un po' di tempo, capisci? Quindi mi dovevo proprio trasferire lì. Come pure è vero che l'altro amico mio sta in Giappone, vicino Tokyo, se vi ricordate ve l'ho detto, anche lui mi aveva invitato ad andare ad aiutarlo in cucina. Lui è molto bravo, fa delle pubblicità per la cucina giapponese, però cucina roba italiana, in effetti al finale si va a vedere, quindi si modifica sai, quelle cose tipo degustazioni, però al finale io ci vedo sempre qualcosa di italiano dentro al piatto, quindi anche mi disse vieni qua, qua ti danno la casa, ti danno, lui prende 10.000 dollari al mese, per 10.000 euro al mese e non so quanti yen sono lì, comunque mi disse più o meno il prezzo è questo, gli hanno dato la casa e un'auto, ma lui è partito ragazzi oltre 25 anni fa, quindi si è sposato con una giapponese e vive lì da sempre. Viene a Salerno, qui a Matierno, solo durante l'estate, in effetti, a fare le vacanze, poi sta sempre lì. Quindi avevo tante possibilità, ma beati loro che sono riusciti a stare lontano. Ciao Alessandro, io posso pure andare in capo al mondo, però dopo voglio tornare a casa. Infatti sono stato davvero in Norvegia, Lapponia, però sapevo che erano 3 mesi e poi tornavo a casa, quindi incominciavo a fare già la scaletta -1, -2, -3, quindi sapevo che prima o poi finiva e si torna a casa. In effetti ho fatto il viaggio Finlandia, Helsinki, Travemünde, nulla, una bella tempesta di neve in Islanda. In un giorno solo si è abbassata le temperature, sono crollate le temperature e adesso è sotto una bella bufera di neve. Ho detto, speriamo, ho detto a Salerno questa immagine non la vedrò mai perché è così, quindi è bello immaginarlo, ma non sarà mai qua a Salerno così. E poi ci siamo messi a parlare di altre cose, poi noi sono usciti gli alieni, come al solito, poi andiamo a finire su altri argomenti, quindi adesso stiamo parlando dei posti, diciamo, dell'Italia, dei dialetti. Stava bene in Messico, guarda, ci sono stato, non è che mi piace tanto, come ti devo dire. A me, guarda, che vuoi da me, Alessà? A me l'unico posto buono dove si sta sinceramente è l'Italia, eppure io ho girato dappertutto, ragazzi, Budapest, Ungheria, Cecoslovacchia, Romania, ma tutto ragazzi ho fatto. Però come si sta in Italia, ragazzi, non si sta da nessuna parte, quindi diciamo è momentaneo quell'euforia in effetti quando vai a qualche parte, poi ti passa, quindi quando tu arrivi in Finlandia, pure i primi giorni, sei felice, è un posto nuovo, gente nuova, poi dopo 15-20 giorni ti è passata tutta l'euforia, ragazzi, quindi è sempre così. Quindi al finale io perlomeno parlo di me, quindi incominciava a dire quando finisce. Gli ultimi 6 mesi in Finlandia sono stati duri perché 6 mesi sono tanti, quindi lì ha voglia di contare -1 e -2. Quindi là fai il conto, sono 6 per 3, 180 giorni. No, no, è venuto e se n'è andata perché stava partendo con l'auto, forse andare a prendere i bambini, non lo so. Già sta in viaggio, quell'avvocatella non fa il taxi più o meno, come ho capito io. L'avvocatella è tipo un tassista. Vabbè ragazzi, vi saluto. Adesso la finire due avvocatella. Ogni volta avvocatella, avvocatella. Ogni volta che Teresa Alessandro, avvocatella, Giuseppe. Finello fu la di Lover. Vabbè, scherzo, adesso. Vabbè ragazzi, vi saluto e ci sentiamo più tardi. Vediamo qualche altro video sfizioso, quindi purtroppo non è in Italia questo fantastico paesaggio, quindi questo è l'Islanda. Sta nevicando in Groenlandia, quindi no, andresti in Groenlandia e messo qui come fondo. Sarebbe adesso in Groenlandia, quindi dovresti andare con gli sci in Groenlandia adesso. Un mio amico ci va, ho fatto le fiere con questo amico che
di Milano, e lui ogni 2 o 3 si mette in testa che deve andare in Groenlandia, ma c'ha la fissazione, l'ultima volta se ne andò in Artico, quindi questo c'ha proprio la fissazione di andare in questi luoghi, e va pure mo con la moglie, adesso c'ha i bambini, non va più, ma prima quando ho conosciuto che stava solo con la ragazza, prima di sposarsi, ogni 2 o 3 che quando potevano scappavano sempre in questi posti, Groenlandia, sempre dove ci stanno queste montagne di neve. L'ultima volta che mi ha mandato le foto stava nell'Artico, pensate un po', ho detto ma tu non stai proprio buono in girito. E c'è la fissazione, ve lo dico. E quest'ultima volta mi ha mandato le foto, giù se stava in mezzo agli orsi polari questo, ho detto questo non sta proprio buono. Però ognuno ha la sua passione nella vita, lui ha questa fissazione come la chiamo io, e quando può va in questi luoghi diciamo desolati come dico io. Grazie alla stessa cosa, qua stamattina, ieri stavano a mare, oggi pure, quindi non è cambiato nulla qua a me. Boh. A parte che fa più notte presto, adesso come l'ha detto alle 5 già qua mi pare che è mezzanotte. Vabbè ragazzi, buona serata, ci sentiamo dopo, dai. Buona serata, ci sentiamo dopo, dai.